Anche sabato e domenica scorsi il mondo bancario ha continuato a inviare domande di garanzia per prestiti a clienti. Secondo i dati dell'Associazione Bancaria Italiana, aggiornati a domenica 24 maggio, le domande pervenute dalle banche al fondo di garanzia sono divenute 364.000, per 16,2 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui 329.000 fino a 25.000 euro, per 6,8 miliardi di finanziamenti. Da oggi sul sito dell'INPS è possibile richiedere l'indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto rilancio. Lo annuncia su Twitter la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. La ministra ha inoltre chiarito che il bonus da 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l'hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio. Nei prossimi giorni sarà emanato il decreto interministeriale che assegnerà alle casse le risorse necessarie. Catalfo ha assicurato l'impegno del governo per garantire sostegno e tutele alle categorie più colpite dall'emergenza coronavirus. La divisione Insurance del gruppo Intesa San Paolo lancia un progetto a favore delle università italiane in prima linea nell'attività di ricerca scientifica sul Covid-19. Verranno sostenuti concretamente gli studi sulla pandemia in atto, finanziando 4 progetti di ricerca già attivi o in fase di attivazione su aspetti differenti del coronavirus in 4 atenei: Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Università degli Studi della Calabria. Il Limiti, gruppo bancario guidato da Corrado Passera, ha istituito il Limiti Academy, la corporate business school studiata per creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i nuovi professionisti del credito, attraverso programmi didattici e training sul campo. Il primo master di Limiti Academy è dedicato alla gestione del credito ed è stato strutturato in collaborazione con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, che ne cura la direzione scientifica.